Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Trevi nel Lazio in provincia di Frosinone, il comune certificato dalla bandiera arancione del Touring Club Italiano per le sue tante eccellenze. Si trova a 821 metri sul livello del mare e conta circa 1800 abitanti. Non aggiungo altro, a voi le meraviglie di Trevi nel Lazio. Iniziamo il nostro cammino a Trevi nel Lazio con il sindaco Silvio Grazioli. Allora, ci presenti il comune di Trevi nel Lazio? È una gioia presentare il comune di Trevi perché rappresenta un gioiello, una gemma nell'ambito del Parco dei Monti Simbruini. È un paese storico, antico, pieno di ricchezze non solo artistiche, storiche, ma anche naturalistiche. C'è a Trevi anche la frazione degli Altipiani di Arcinazzo, che ovviamente fa parte del nostro territorio e della nostra storia. Venire a Trevi significa scoprire il Medioevo, scoprire anche in parte il periodo romano, il periodo pre-romano, ma scoprire anche la modernità, la natura, l'ambiente, l'acqua soprattutto, che è la nostra ricchezza, i boschi. E quindi l'invito è quello veramente di fare una giornata particolare in un paese speciale che è Trevi. Un comune che si snoda intorno al Castello Caetani, che ospita anche un museo. Assolutamente, il Castello Caetani fa parte del grande incastellamento che dal IX secolo d.C. ha visto la presenza nel Lazio e soprattutto nel Lazio meridionale contro l'invasione degli arabi. Il castello in qualche modo è un po' come una chioccia che racchiude le case, racchiude i vicoli del paese e li protegge con la sua torre chiamata Mastio. All'interno c'è questo museo straordinario di reperti romani, ci sono i capitelli che fanno parte di un antico tempio romano dedicato ad un dio delle acque. Ma intorno poi al castello si snoda una struttura medievale fatta di vicoli, fatta di un'edilizia sicuramente di materiali poveri, ma che danno la percezione del Medioevo. È come se ci si svestisse dei panni dell'attualità e si camminasse nei secoli del Cinquecento, del Seicento, quindi si accompagnasse ad un viaggio storico di straordinaria bellezza. Il Medioevo, ma qui abbiamo anche le mura megalitiche. Abbiamo anche delle mura megalitiche sparse nel territorio perché Trevi era un villaggio degli Equi, prima di essere conquistato dai Romani nel 304 a.C. In qualche modo la presenza poi dei Romani si è irrobustita e ha lasciato anche delle mura, dei terrazzamenti in varie località del paese e delle zone limitrofe e sono visitabili ovviamente dai turisti. Parlava dell'acqua e non possiamo non parlare della maestosa cascata. La cascata è il simbolo in qualche modo del fiume
lo era anche per gli artisti del Grand Tour, quelli che nella fine del Settecento, per tutto l'Ottocento, attraversavano la Valle dell'Aniene scoprendone, no, le bellezze legate alle donne, ai costumi, alle arti, alle tradizioni e soprattutto al fiume. E la cascata sicuramente rappresentava questo elemento straordinario, anche perché racchiude in sé un aspetto storico. La cascata rappresenta il momento di partenza di un acquedotto romano che era il più antico, l'Anio Novus, voluto prima da Caligola e poi nell'accezione del sito e della cascata dove adesso da Cocceo Nerva nel 98 d.C. E ancora ci sono i reperti, ancora ci sono le piscine limari, ancora ci sono le costruzioni che testimoniano questa presenza romana e questo lago dove si narra facessero il bagno anche gli imperatori romani. Poco prima parte l'Aniene, no? Le sorgenti dell'Aniene sono a Filettino, in località Fiumata e proprio nel paese di Filettino, anche se tutte queste sorgenti che partono da Filettino, da Fiumata, dal Pertuso, convogliano verso la valle e poco dopo la cascata l'Aniene riceve le acque del Sembrivio e a sua volta raccoglie le acque di tutta la valle di Valle Pietra e del Monte Autore e da lì vanno verso Subiaco e iniziano un percorso lungo la media e bassa valle dell'Aniene. Tra i tanti recuperi anche un bel borghetto. Il borgo dei Colle Mordani rappresenta veramente un orgoglio per la nostra comunità. Ci sono voluti molti anni, molti decenni, è partito dalla fine degli anni 80, inizi degli anni 90, ci sono stati vari finanziamenti. Quelle erano esattamente delle stalle per animali che costituivano un borgo, noi le chiamavamo scole in termini dialettali, e sono state recuperate come albergo diffuso, come un borgo anche lì medievale. Chiudiamo il nostro incontro allora con un invito. L'invito è quello di venire a visitare Trevi, perché a Trevi ogni turista troverà accoglienza, troverà storia, troverà arte, troverà cultura, troverà anche modernità, troverà un ambiente straordinario, delle montagne che affascineranno e che inviteranno a tornare ancora di più, a visitare e a conoscere ancora più nel profondo la nostra storia, la nostra cultura, la nostra anima e in qualche modo anche l'anima della Valle dell'Aniene, che è, come dire, nel fiume è unita in questo sentimento del tempo che ci dà la dimensione della nostra vita e della nostra storia. Grazie Sindaco, e noi adesso ci spostiamo di poco, andiamo ad incontrare il parroco di Trevi nel Lazio. E nel cuore del centro storico, all'interno della parrocchiale dedicata all'Assunta, incontriamo il parroco Don Pierluigi Nardi. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Trevi nel Lazio. Sì, buongiorno a tutti, e siamo all'interno della chiesa parrocchiale di Trevi, dedicata a Maria Santissima Assunta, come possiamo vedere anche dalla pala d'altare, dove viene raffigurata la Vergine Santissima assunta in cielo. È una pala d'altare ispirata alla celebre pala del Tiziano, dove viene raffigurato Gesù che ascende al cielo. La chiesa dove ci troviamo è di stile barocca, costruita come la vediamo adesso strutturalmente all'inizio del 1600, e questa chiesa rappresenta comunque quello che è il cuore della fede della nostra comunità, perché oltre alla devozione nei confronti della Vergine Santissima, in questa chiesa noi custodiamo quello che è il tesoro più importante per ogni trebano, che è il corpo e le reliquie del santo patrono San Pietro Eremita. Ogni trebano porta nel proprio cuore questo santo, che è natio
di Rocca di Botte, provincia dell'Aquila, un piccolo paese dove San Pietro appunto è nato agli inizi dell'XI secolo e poi è morto qui a Trevi nel 1052, almeno secondo la tradizione, la notte tra il 29 agosto e il 30. Qui abbiamo due chiese in una, possiamo dire. Sì, c'è la parte appunto superiore dedicata alla Vergine Assunta e poi la chiesa inferiore che è la cripta dedicata al nostro santo patrono San Pietro Eremita. Dove non abbiamo soltanto le reliquie, ma anche altri cimeli. Abbiamo custodito sia il corpo del santo, le ossa, e sia la croce che San Pietro ricevette dal vescovo di Tivoli come mandato missionario, perché San Pietro appunto potesse annunciare il Vangelo nella valle alta dell'Aniene. Infatti qui la tradizione è benedettina, no? È benedettina, infatti sì, la storia religiosa del nostro paese parte da molto molto lontano. Trevi è stata una delle antiche diocesi d'Italia. Infatti questa chiesa collegiata è stata costruita dalle rovine dell'antica cattedrale dedicata a San Teodoro che sorgeva nella parte bassa del paese vicino il fiume, e con molte pietre di questa cattedrale poi è stata costruita questa bellissima chiesa. Il fonte battesimale addirittura è un capitello romano. È un capitello romano, sì, di un tempio romano. Qui in chiesa è custodito uno di questi capitelli perché gli altri poi sono custoditi nel museo civile su al castello Caetani. Poi abbiamo anche l'oratorio dedicato a San Pietro l'Eremita. Sì, l'oratorio è la chiesa che sorge sul luogo dove è morto San Pietro Eremita. San Pietro è stato alcuni giorni qui a Trevi, ospitato in un pollaio, in un tugurio, perché all'inizio San Pietro non venne accolto dai Trebani. Fece molta fatica per trovare un alloggio e una signora gli diede appunto come possibilità di pernottamento un tugurio, un pollaio. Nella notte tra il 29 agosto e il 30 poi San Pietro, dopo aver evangelizzato tutta la zona della Valle dell'Aniene, da Subiaco a File, poi anche Trevi, la sua anima poi è salita in cielo. La leggenda narra che nel momento del suo trapasso le campane della chiesa siano suonate da sole. E poi nell'itinerario religioso abbiamo ancora un'altra chiesa dedicata alla Madonna con degli affreschi quattrocenteschi. Una chiesetta medievale sorta nel 1483, dedicata alla Vergine Santissima Madonna del Riposo. Madonna del Riposo perché la chiesa sorge in un luogo importante di Trevi dove c'era passaggio della via principale di accesso a Trevi e dove ogni persona passava e magari trovava ristoro e sosta in quel luogo. Poi lì accanto la leggenda narra che la stessa Madonna abbia riposato e si dice che c'era lì vicino una pietra dove Maria si sia riposata. Un altro gioiello di questa chiesa è l'organo.
L'organo è un organo monumentale, quello che abbiamo custodito in questa chiesa risalente al 1634, costruito da Ennio Bonifazi, che era sovrintendente agli organi della Basilica Vaticana e che è stato l'autore anche di diversi organi importanti. Immagino quanto lei sia orgoglioso di raccontare la comunità cristiana di Trevi nel Lazio, perché lei è nativo di qui. Io sono proprio di Trevi, figlio di questa terra, e come trebano sono orgogliosissimo della storia di Trevi, storia non soltanto civile ma anche religiosa. Ogni trebano è orgoglioso del suo paese, della sua terra e della sua storia, del suo patrimonio culturale e anche religioso. In conclusione, qual è il suo messaggio, il messaggio del parroco, del pastore alla cittadinanza? Beh, come avete potuto vedere, Trevi vive immersa in una meraviglia che ci è stata donata prima di tutto dal Signore, perché viviamo in un posto meraviglioso, accerchiati da una natura fantastica. E poi ecco anche il patrimonio storico, il patrimonio d'arte, il patrimonio religioso, sono doni che dobbiamo custodire con l'aiuto e la protezione della Vergine Santissima, del nostro Santo Patrono, tenendo sempre al centro il Signore Gesù, il suo amore per Lui, che ci spinge ad amare gli altri e a custodire tutti i doni che il Signore stesso ci ha donato. Grazie parroco, e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle bellezze di Trevi nel Lazio. E una volta arrivati a Trevi nel Lazio non potevamo non incontrare Ombretta Salvatori, un'allevatrice, ma in realtà lei parte da lontano, siete già alla quarta generazione, però lei era un insegnante. Sì, certo, poi mi sono sposata e ho lavorato per tanti anni in macelleria. 8 anni fa, 10 anni fa ho deciso di aprire l'azienda con capre e pecore. Ma quanto le piace questa attività? Tanto. Vivo con gli animali, mi piacciono, è come se fossero tutti figli. Lei li chiama per nome, no? Certo, sì, tutte le capre soprattutto, mio figlio anche le pecore. Vediamo un po' come si svolge la sua giornata. E la mattina ci alziamo alle 5:30 e incominciamo a mungere, prima le capre e poi le pecore. Poi mio figlio accompagna le pecore al pascolo e poi torna e insieme accompagniamo le capre in montagna. Le capre portano i satellitari, ne portano 4 capre, vengono messe nei colli delle capre che camminano con velocità diverse. Li mettiamo anche per far capire a mio figlio, a mio marito, dove mi trovo in montagna, perché ultimamente con il fatto che non circola più nessuno, i sentieri sono tutti quanti coperti dalle spine e da erbacce. Le capre sono gli unici animali che sono in grado di riaprire questi sentieri, perché mangiano di tutto, selezionano tutti i tipi di erba, le spine. Se una capra per esempio morde una foglia, l'altra capra non la mangia, perché sono animali che selezionano e schifano l'altro animale. Lei partirà tra pochi minuti e raggiungerà quella vetta lì sopra, sì, no? Sì, tutti i giorni questa vetta, all'incirca. Sì, ma mi allontano anche di 3-4 km, raggiungo il lago Pertuso. Sta fuori 3 ore, no? Circa 3 ore adesso, sì, fino a che non viene tolta l'erba dai terreni, non viene falciata, perché giustamente sono terreni che la gente utilizza per il fieno. Lei le ama talmente tanto che quando parla con me guarda sempre le sue capre. Certo. E sono varie razze, no? Sì, ci sono le maremmane,
Poi ci sono le capre francesi che sono quelle bianche, ci sono le camosciate delle Alpi che sono quelle diciamo a livello più costose e sono anche quelle che danno più latte. E la maggiore tipicità di Trevi nel Lazio, che è un paese montano, sono proprio i formaggi da lei prodotti. Certo, ne produciamo vari tipi, primo sale, formaggio col tartufo, col peperoncino, con la rucola, sì, tutti questi qua. Ma so che ogni giorno poi arrivano da Trevi qui a prendere le uova. Sì, abbiamo anche le uova di vari animali, le quaglie, le oche, le anatre e le galline. Ma che cos'è Trevi nel Lazio per lei? È il mio mondo, non lo cambierei con nessun paese, con nessuna città. Ci sono nata. Poi qui non esiste inverno, non esiste estate, non esistono feste, si lavora sempre. Sì, sempre. Vogliamo fare allora un invito ai nostri telespettatori, ma non solo ai nostri telespettatori, a venire qui a visitare Trevi nel Lazio? Certo, anche perché c'è aria sinceramente pura, non ci sono fabbriche, non c'è niente, c'è solamente natura. E poi c'è tanta acqua. Tanta acqua, l'acqua di varie sorgenti, la più vicina a noi è la Cardellina, che sta circa 2 km da qui, penso. Signore, qual è il piatto tipico di Trevi nel Lazio? Lasagne con i fagioli, è un piatto caratteristico, penso che risale ai tempi più remoti. Spesso vengono fatte delle feste e viene sempre presentata questa pasta che generalmente mangiano tutti, piace a tutti. E immagino che per esempio lei a casa le impasta ancora lei? Sinceramente non ho tempo, sono sincera, però è mia madre, mia sorella, mia cognata e tutti quanti. Io per questioni di lavoro non lo posso fare. E è farina e acqua? Farina e acqua, sì. Grazie signora, e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle altre curiosità di Trevi nel Lazio. Con il curatore Franco Ricci andiamo a presentare un altro dei gioielli di Trevi nel Lazio, il Museo della Collegiata di Santa Maria Assunta. E qui ci troviamo proprio al centro della sala. Al centro della sala il museo nasce 3 anni fa, è stato aperto dall'allora parroco, che era Don Alberto Ponzi, insieme con il collaboratore parrocchiale Albino Petrivelli misero su il museo, perché tutti questi oggetti che vediamo all'interno del museo stavano all'interno della collegiata nella sagrestia. Il vecchio parroco aveva l'idea di mettere a disposizione del popolo, della popolazione, tutto quello che stava all'interno della chiesa e che faceva parte della storia di Trevi, insomma, della collegiata. È stato diviso in 3 parti. C'è una parte che riguarda l'archivio librario, tutti i volumi, che sono circa 300, partono dal 600, sia stampa e sia manoscritti, tutti rilegati in pergamena, e la vecchia biblioteca che il padre gesuita originario di Trevi, Domenico Antonio Perantoni, ha istituito nel 600 e l'ha lasciata in dono alla comunità di Trevi. Poi c'è una parte che riguarda gli indumenti sacri, che sono pianete, piviali, stole, e tutti gli indumenti che venivano usati dai sacerdoti durante le loro funzioni. Addirittura abbiamo una pianeta del 300. Sì, una pianeta antichissima che probabilmente faceva parte della vecchia cattedrale di San Teodoro. È l'unica forse cosa che è rimasta conservata della vecchia cattedrale, perché Trevi è stata diocesi vescovile. I primi nomi dei vescovi partono dalla fine del 400 d.C. fino alla metà dell'anno 1000. Una sezione importante poi è quella delle pergamene. Delle pergamene, ci sono i documenti più antichi, la parte diciamo dei documenti scritti sono ancora conservati nella sagrestia. Qui abbiamo messo dentro queste bacheche solo le pergamene. Quella più antica è del 1206, l'atto di consacrazione di una vecchia chiesa, forse della chiesa più antica di Trevi, che era la chiesa di San Biagio. San Biagio dobbiamo anche dire che era il patrono prima di San Pietro Eremita. Poi abbiamo una parte dedicata anche ai reliquiari, ai calici. Ai reliquiari, ai calici. Sì, i reliquiari sono il fenomeno delle reliquie, nella Chiesa Cattolica lo conosciamo tutti, sono in legno, in argento, e poi abbiamo anche i calici, candelieri, le carte gloria, per esempio ci stanno delle carte gloria ancora conservate. Tutti quegli strumenti che usavano durante le funzioni religiose. Abbiamo anche una pergamena della Caetani. L'ultima signora di Trevi, perché il castello Trevi dal
dalla fine del 1200 alla metà del 400 è stata sotto il dominio della famiglia Caetani. Papa Bonifacio VIII acquistò il castello dei vecchi proprietari e lo diede in dono al nipote Pietro, signore di Caserta. L'ultima signora è stata Miozia Caetani, che morì nel 1468 e lasciò il testamento fatto su al castello, in una sala del castello Caetani. Lo abbiamo qui in bacheca e in pergamena anche questo testamento. Ma che cos'è Trevi nel Lazio per lei? Per me, io sono nato qui e quindi per me è tutto, nel senso avevo la possibilità anche di andare fuori perché ho lavorato a Frosinone per 40 anni, quindi, però sono rimasto qui, adesso non andrei mai via, insomma, anche perché è un bel paese, la gente è una gente seria, lavoratrice e quindi per me è tutto Trevi, insomma. Tra l'altro Trevi nel Lazio è anche sul tracciato della via di San Benedetto. Sì, è una delle tappe di San Benedetto che parte dal monastero di Santa Scolastica giù a Subiaco, passa per Trevi, attraversano il ponte romano di San Teodoro e arrivano a Collepardo, Trisulti, la zona di Trisulti. Dobbiamo dire ai nostri telespettatori che potrebbe anche capitare che una volta arrivati qui a Trevi nel Lazio trovino lei come guida. Sì. Spesso e volentieri mi chiedono di fare la guida nella chiesa, nel castello, nel museo e quindi lo faccio ben volentieri, insomma, soprattutto per i turisti che vengono da fuori. Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito? Invito a venire a Trevi perché l'aria è buona, l'altitudine è buonissima perché non è né a livello del mare né sui 2000 metri, anche se siamo circondati da monti, però l'aria è buona, il cibo è buono, la gente è ospitale e quindi dovete venire a Trevi nel Lazio. Grazie, Trevi nel Lazio vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Trevi nel Lazio in provincia di Frosinone. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.